Va ora in onda Potere al Popolo. Le freak, sei chic, friga, ringraziamo anche Simone in regia che giustamente ogni tanto mette anche bella musica. Buongiorno, 3 minuti dopo le 11, Sammy Varin e Potere al Popolo, l'ultima mezz'ora di controinformazione, poi alle 11:30 arriva Lega Liguria. Apro le telefonate, certo, perché mi dicono che ce n'è già una in attesa, 0292 94 7222 per chi volesse entrare in onda con Sammy Varin, ma ho anche decine di messaggi arrivati per commentare le notizie di questa mattina apparse sui giornali. Il nostro numero per i WhatsApp è 340 6709 659. Tra poco vi leggo anche le ultime notizie perché purtroppo c'è parecchio maltempo sull'Italia e in alcune zone la situazione è un po' critica. Intanto la telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Come sei arrivato stamattina? Bene? Come sono arrivato? Questa già porta sfiga, no? A proposito di maltempo. No, perché su Milano devo dire sì un po', ma non ha esagerato. Anche se in questo momento il Corriere dice vento forte a Milano, raffiche fino a 67 km orari, allerta gialla, alberi crollati, chiusi parchi, però poteva andare peggio qui a Milano. E lì da te com'è la situazione? Perché io sono stata a casa che non si poteva uscire proprio, c'era un vento paura. Signor ragazzi E miei! quindi sono stata a casa in ferie, anche se non l'avevo messo nel programmino. D'altronde se c'è troppo vento e ti portano via, meglio stare chiusi in casa. No, volevo farti anche gli auguri di Pasqua da me e da... Auguroni, Dario! Grazie, auguri a chi ci ricorda, grazie, buona Pasqua, auguri, approfitto naturalmente per spezzare una lancia per tutti coloro che a Pasqua si muoveranno e andranno a visitare parenti o amici, ma soprattutto per coloro che resteranno a casina come questa ascoltatrice, perché il tempo non è decisamente clemente in queste ore. Fiumi in Piemonte, 100 comuni a rischio, titola in questo momento il Corriere, e mi sposto su Repubblica. Maltempo in Piemonte, allerta rossa, il Po supera la soglia di pericolo, esondati diversi fiumi. Per fortuna non ci sono situazioni più critiche, però purtroppo il maltempo si sta sfogando in alcune zone proprio in queste ore. Esondano i fiumi, treni cancellati e piogge, scrive l'ANSA, 100 comuni a rischio rosso per i fiumi, alberi pericolanti a Roma. Tra le notizie chiaramente su cui ci vogliamo soffermare, perché sono le notizie che superano poi i quotidiani che abbiamo letto questa mattina, il sito del Corriere apre quest'oggi con la mappa delle città più ricche. Milano è soltanto ottava, pensavo di più, con reddito medio di 38.989 euro. Pensate che Milano è battuta da, indovinate un po', non lo indovinereste mai, tu dici, da Segrate, che è il comune alle porte di Milano, guarda caso, dove ci stanno anche molte produzioni importanti, televisive, eccetera. Segrate e supera addirittura la città di Milano. E tu dici, ma a me che cacchio me ne frega? È in apertura sul Corriere, signori, è una roba molto importante a quanto pare. No, semplicemente non ci sono notizie più importanti, siamo ancora fermi alla questione dazi, la scommessa di Meloni, titola oggi il Corriere, oggi negli Stati Uniti, ricordiamolo, questa sera tutti con popcorn, patatine, Coca-Cola e rutto libero, perché vedremo probabilmente la Meloni nella sala ovale con Trump, e quelli del Fatto Quotidiano sperano in un altro effetto Zelensky. Porta sfiga, ragazzi miei, porta sfiga. Fammi vedere la Repubblica come primo titolo. La Repubblica è proprio sul maltempo, l'allerta rossa e le previsioni a Pasqua e Pasquetta. L'Italia sarà divisa a metà.
Naturalmente ci scommetto, voi che andate giù in Puglia a salutare i parenti, avrete sole, caldo, farete i bagni e noi qui saremo sotto l'acqua al freddo e al gelo. Va bene, va bene, va bene. Sì, la canzone no, c'è la telefonata, ecco, chiamo subito per protestare. Oh, Shein e Temu aumentano i prezzi. E vai, cioè, sì, la colpa dei dazi, chiaramente. Aumentano i prezzi vuol dire che da zero, che quasi costavano, costeranno un pelino di più. Però certamente sarebbe ora anche di smetterla di comprare ste cose. Soprattutto abbiamo visto come vengono trattati i lavoratori, i cui prodotti vengono venduti poi su Temu e su Shein. Lasciamo stare. Canzone indipendente? No, c'è la telefonata. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Quella. Se non ci sentiamo domani, buona Pasqua e buona Grazie, Pasquetta. auguri, Per il grazie. tempo di stamattina non ne voglio parlare. Ecco. A me sono cadute piante, piantine, piattole. Oh signor, mi spiace, accidenti. Sì, cose che possono succedere. Allora, io volevo parlare dell'Europa, cioè il grande piano europeo, signor Sammy. Mossa dopo mossa, secondo me, come gli europei potrebbero spingere l'America ad abbandonare la NATO per farne, dico io, il proprio strumento militare. Io Sammy, tutto nasce dalla nostra capacità, secondo me, di subire e accompagnare gli errori americani. Solo un sogno, mettiamoci un bel punto di domanda, la storia dirà. Tutto qua, io la saluto e buon fine settimana anche a lei. Grazie, grazie. Naturalmente buona Pasqua, Santa Pasqua a tutti voi, a chi magari sta per spegnere la radio per concedersi qualche giorno di vacanza, chi se lo può permettere o chi semplicemente resterà a casa tranquilli. Vi terremo compagnia e non ce ne andiamo da nessuna parte. Sì, c'ho la fila di WhatsApp, ma prima qualche minuto di canzone indipendente. Già, oggi abbiamo il DJ Gabri The Sound con Liberty Age.
È una canzone da vento, questa, mentre soffia il vento in molte zone d'Italia e siamo qui che preghiamo naturalmente che non faccia troppi problemi. Gabriel the Sound con Liberty Age. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ma certo, segui la Lega e naturalmente gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ma anche i messaggi che sono arrivati questa mattina a Sammy Varin al 34067096659. A proposito di maltempo, proprio a causa del maltempo e della forte nevicata che è in atto ad Aosta, l'evento di questa sera sulla sanità è stato annullato. Doveva esserci un interessante appuntamento proprio sulla sanità regionale e nazionale questa sera alle 20:30, ma sta nevicando di brutto in Val d'Aosta. A Genova invece speriamo tutto bene, perché questa sera, giovedì 17 aprile alle 18 al Teatro Strada Nuova Vico Boccanegra, c'è la presentazione della lista elettorale della Lega. Sapete che il 25 e 26 maggio si vota a Genova. Questa sera ore 18, Genova, Teatro Strada Nuova Vico Boccanegra, saranno presenti l'onorevole Edoardo Rixi, segretario Lega Liguria, Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, Pietro Picciocchi, candidato sindaco a Genova, e Alessio Piana, vice segretario Lega Liguria. Alle 11:30 oggi è giovedì, c'è proprio l'appuntamento con la Lega Liguria, quindi ve lo ricorderanno sicuramente. Appuntamenti da non scordare, non solo la Lega, ma in questo caso 25 e 27 aprile è interessantissimo e ci sarà anche la presenza del capogruppo della Lega in comune a Bologna, Matteo Di Benedetto. Bibbia Expo. Un viaggio nella storia e nella cultura biblica, una roba molto originale. Da venerdì 25 a domenica 27 aprile, oltre 80 Bibbie in diverse lingue e formati, modelli e ricostruzioni dei luoghi simbolo della storia del cristianesimo, profumi e minerali della Bibbia, laboratorio di scritture su papiro originale. Come vi dicevo, appuntamento a Bologna in via Galliera 2/B per questo Bibbia Expo, e all'inaugurazione, il 25 di aprile, interverrà Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in comune a Bologna, con Valeria Gamberini, consigliere della Lega al quartiere Savena. Interessante, ma soprattutto molto molto molto, direi, originale di questi tempi poi. Roberto Vannacci in Campania, venerdì 16 maggio, ore 17:30. Voi che mi seguite dalla zona di Napoli, sarà all'Hotel Parco di Gragnano, venerdì 16 maggio, ore 17:30. Appuntamenti da non scordare targati Lega anche sul sito legaonline.it. Tornando a Roberto Vannacci, appuntamento proprio questa sera, 17 aprile, alle 18:30 a Gardone Riviera, Palazzo Wimmer ex Casino, con Roberto Vannacci in dialogo con Manuela Bresciani di Globe Today. Quale cultura per l'Europa? Sfide e prospettive in un'epoca di conflitti. Roberto Vannacci questa sera a Gardone Riviera, ore 18:30, e alle 20:30 una cena esclusiva su prenotazione. Sempre a proposito di Roberto Vannacci, mi dicono che è già tutto prenotato, ma io lo faccio l'appuntamento lo stesso, lo ricordo, perché è comunque un evento, è la prima volta che Roberto Vannacci arriva nella zona di Varese, proprio a Varese città, il 23 aprile. Roberto Vannacci sarà alle 19 al Liceum, caffè, locale, ristorante in via Carrobbio 3 a Varese. Prenotazione obbligatoria. Provate a chiedere informazioni, ma da quello che so è tutto esaurito. Alla faccia del riscaldamento globale, scherza Marco. Speriamo naturalmente che non succeda niente quest'oggi con il maltempo che si sta abbattendo su alcune zone del nord. Sammy, io conosco questo sacerdote, mai avuto atteggiamenti strani, piano con le accuse, ci scrive Mauro. Era viceparroco ad Adro, 2 passi da me. E lo so, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, piano con le accuse, però era da parecchi, un po' troppi anni che faceva quello che faceva, quindi qualcosa non torna, diciamo così. E a me, ripeto, avendo
un ragazzino e una ragazzina di 14 anni, ormai grandicelli, certo, ma che vanno all'oratorio ancora, incredibilmente, almeno quando finisce la scuola d'estate. Sinceramente mi fa un po' paura questa situazione, troppo spesso in oratorio succedono cose strane. WhatsApp al 340 6709 659. Naturalmente ogni vostro commento è assolutamente sacro. Il grande, quando era l'Indipendente, Feltri Mattia, fa fatica a precisare che a Monfalcone ha stravinto un sindaco leghista grazie alla chiara politica della Lega, o forse adesso vede solo la sua Meloni? Punto di domanda. Attenzione, qui parliamo di Mattia Feltri, oggi nel suo editoriale sulla Stampa, che parla della vittoria della Lega di Monfalcone, ma soprattutto in questo caso è del fatto che a Monfalcone ci siano tanti immigrati. Perché sono loro che lavorano, fanno tutto loro a Monfalcone, però per fortuna, diciamo noi, non hanno votato il partito degli immigrati e ha vinto la Lega. Certo, in questo caso oggi sulla Stampa potete andare sul sito radiolibertà.net, cliccate podcast, ritroverete la rassegna stampa che ho condotto dalle 7:30 alle 9:30, dove a un certo punto si tira in ballo Monfalcone, Marco Dreosto, che è il segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia, e io ho chiamato Marco Dreosto proprio per commentare Mattia Feltri. Poi, per quanto concerne il Feltri padre, più importante, naturalmente avete sentito il Bamba della settimana con il nostro direttore, e anche quello lo trovate in podcast. Quanti sono gli stranieri che intasano le liste d'attesa di esami, eccetera, nella sanità? Punto di domanda. Io da sempre cafferino con moka Bialetti, quelle made in Italy. Ho anche una vecchia gaggia, ho 55 anni, una volta erano bei tempi, a poter tornare indietro nel tempo ci vorrebbe la DeLorean del famoso film. Bravo ascoltatore. Chiaramente ci mancano un po' tutte, a tutti, le caffettiere, perché ce l'abbiamo in casa, ma adesso ci siamo comprati cavolo di macchina elettrica, che però il profumo non è lo stesso, e anche il sapore, secondo me. Ogni tanto, almeno quando arrivano gli ospiti, però è bello, si fa bella figura, guarda che bella macchina elettrica che c'è, come l'auto elettrica, dice, no? Santa polenta, la Bialetti è diventata cinese, ma noi siamo contenti lo stesso, assolutamente sì. L'importante è che si continui a fare una caffettiera come si deve. C'ho qua tutte le vecchie pubblicità, vecchissima, mamma mia, quale faccio? Ne voglio sentire un'altra vecchia, perché sono tutte recenti. Caffetteria Moka Espresso e Bialetti. Proviamo questa sul cursore, sentiamo cosa dice. Sentiamo. Cos'è che dici? Dici qualcosa? Aspetta, senti. Salve, sono qui perché vi devo dire una cosa molto importante per me e per voi. Sì, perché quando voi andate a comprare una caffettiera, voi volete una caffettiera Moka Espresso. Ma come fate a sapere che è proprio una caffettiera Moka Espresso? Non potevate saperlo, no, perché sembra facile. Ma da oggi è facile. Sì, perché da oggi sopra le caffettiere Moka Express ci sono io, solo io. Allora siamo intesi, Quando comprate una caffettiera, basta che guardate per benino, sì. Se mi ci trovate, vuol dire che è proprio una caffettiera Moka Express, fatta dal signor Bialetti a Crusinallo. Sì, perché lo sapete anche voi, che la caffettiera Moka Express è un Prodotto Bialetti, la Moka Express, l'omino coi baffi, che quando parlava venivano fuori tutte le letterine. Stupendo, indimenticabile, mi ha fatto venire voglia di un buon caffè, ragazzi, ma di là ci abbiamo solo la macchinetta elettrica. Pronto? Sì, buongiorno Semmi del Veneto, Antonello. Prego. A proposito di Bialetti e di caffè, ma ci stiamo scandalizzando perché quelli hanno venduto alla Cina? Che vadano in Cina. Nel Veneto e anche in Lombardia
ci sono un sacco di aziende che producono la medesima, con la pari qualità caffettiera per farsi il caffè. Quindi è inutile stare lì a piagnucolare con sta Bialetti, altrimenti ci troveremo che Salvini farà la Golden Tire per la Bialetti, hai capito il punto? Grazie caro Bialetti per sempre, assolutamente ti contraddico. Ma cos'è questa depravazione del caffè con la macchinetta? Oltretutto sono onde elettromagnetiche. Oh, è arrivato il gomblotista. No, ma è vero, onde elettromagnetiche, ovunque ci sono onde elettromagnetiche, il tuo telefonino, ragazzi, il wifi. Beh, qui noi siamo pieni di onde, infatti vedete Sammy Varin capelli sulla testa zero e Simone c'ha da preoccuparsi. Sammy, guarda che il Qatar la politica la compra, non serve fare un partito. Bravo Walter, tutto vero, insieme ai grattacieli milanesi il Qatar si è già comprato anche la politica. E poi c'è anche un messaggio audio, sentiamo. Ciao Sammy, scusami, sono sotto la bufera. Volevo ringraziare la persona, non mi ricordo il nome, scusa, il pianista che ha scritto quel brano e poi la dedica che ha fatto. Chi non ha mai avuto animali non può capire e magari si mette anche a ridere, ma l'occhio di un animale trasmette 1000 volte di più di 100.000 parole di un essere umano. Provare per credere. Vero, e non so se avete capito, il nostro ascoltatore si riferiva alla canzone che abbiamo trasmesso alle 8 questa mattina di Christian Delord, L'amour et Milonga. E Milonga è una cavallina, praticamente guardando negli occhi un animale, e ragazzi, io ho la casa piena di gatti, vi assicuro, è proprio così, guardando negli occhi un animale capisci un significato più profondo dell'amore che raramente salta fuori guardando un essere umano. È vero. Cercatela su YouTube, L'amour et Milonga di Christian Delord, che ha fatto una canzone, un pezzo strumentale con pianoforte, ultimamente con la grandissima Fiamma Velo. Alle donne non frega niente, piantatela col celibato, queste fanatiche se lo cuciono, c'è scritto, piuttosto ne avete fatta, non capisco, scusami, che cacchio, non potete essere un po' più chiari? Buongiorno, la domanda: che significato ha il fatto che a Monfalcone gli islamici non hanno vinto? Sarà che sono già integrati? Vogliamo girare la frittata? Allora crediamoci, sì, oggi Facci scrive proprio questa cosa, che non si è vinto a Monfalcone con la lista islamica perché sono tutti integrati, sono tutti bravi gli islamici e quindi magari alcuni hanno anche votato Lega, dice il neosindaco. Ma le donne islamiche hanno potuto votare? Altra bella domanda. E io spero che nelle prossime settimane si faccia anche un'indagine in questo senso, è che quelli non parlano, tutti muti. Buongiorno, di Monfalcone purtroppo siamo pieni, colpa sempre della finta bontà della sinistra. E l'abbiamo detto stamattina, quante Monfalcone ci sono e ci saranno in Italia? Laboratori politici dove nasce il partito islamico puntualmente da una costola del PD e si afferma silenziosamente, oppure addirittura, come vi dicevo io, fantapolitica naturalmente, come potrebbe accadere a Milano, dove il Qatar si compra i grattacieli e magari si compra anche qualcuno di qualche partito, punto di domanda. Presidente Meloni, la prego per conto di tanti suoi concittadini italiani patrioti di trattare il problema dei dazi commerciali e geopolitica con il presidente Trump solo e soltanto per conto della madrepatria Italia, proteggendo soltanto gli interessi della nostra amata nazione. Ricordo ancora con tanta amarezza il sorriso beffardo a Bruxelles nel 2011 di quei due capetti di Stato nei confronti dell'allora presidente del Consiglio italiano Berlusconi. Noi non dimentichiamo, lei non dimentichi. Auguri per l'ottimo risultato che porterà in patria. Viva l'Italia! E non sono certo quelli del Fatto Quotidiano a scrivermi. Volevo vedere cosa dovevano votare gli immigrati a Monfalcone. Sono trattati meglio degli italiani. Hai voglia? Cambiare baletto, mica scemi, mica scemi. E poi un messaggio audio, sentiamolo.
Ciao Sammy, Voilà. che ne dici di assegnare il Bamba della settimana a Mattia Feltri? Tra l'altro verrà premiato da suo padre, che è tutta un'altra cosa. Ma è Ciao, stupenda questa, grande Feltri. è stupenda veramente. Un altro audio, sentiamolo. Buongiorno Sammy. Ieri sera ho sentito la bravissima Suad Sbai intervistata da Antonino Danna, che ha detto che a Monfalcone i bangladini non hanno votato il candidato del partito islamico perché era africano, che lei, capendo l'arabo, li ha sentiti lei che dicevano che loro non votano Razzisti. un africano perché lui era, mi pare, senegalese. È vero, è vero. Quindi per quello non l'hanno votato, perché loro sono razzisti fra di loro, hai capito? Quindi bisogna stare attenti per le prossime volte, perché se mettono uno dei loro lo votano. Bisogna dichiarare il partito islamico per legge, fuori legge. Tutti i partiti religiosi devono essere fuori legge in Italia se vogliamo salvarci. Si è visto, Ciao, il nostro Fabio ascoltatore, grazie caro, il nostro ascoltatore zitto ci ha preconizzato non uno ma due partiti islamici, uno filo africano e l'altro più filo nordista, del nord, Tunisia, Marocco. Ciao Sammy, ascoltatori storici, in via Rembrandt avevo una pizzeria sotto casa 50 anni fa, avevo 11 anni, si chiamava Oappagone, le pattumiere le facevamo noi italiani, mia madre custode, io che aiutavo come terzo o quarto lavoro, ma loro dai cellulari credono che vengo a fare i soldi. Giovanni Omarandi l'ha insegnato, 1 su 1000 ce la fa, gli altri, la maggioranza, non hanno parenti, non una sorella, non padre né la madre, vogliono le scarpe e i cellulari dei nostri giovani, sono cattivi come le bestie, questa è la verità, chi non lo dice prima o poi dovrà guardarsi allo specchio, sta parlando chiaramente dei nuovi migranti. A proposito del bombardamento falsamente segnalato su una chiesa in Ucraina, ti sei informato sul fatto che è una notizia totalmente distorta e che il bombardamento era mirato alla 117esima brigata e che i bambini presenti sono stati volutamente messi a pochi chilometri dal fronte in un punto pericolosissimo, qualcosa che assomiglia molto a quello che è successo altrove? Sì, caro Dario, c'era anche qualche articoletto che ho letto su alcuni quotidiani che anche non si pensava mai che lo avessero scritto. Sì, c'è anche un messaggio audio, l'ultimo, lo sentiamo. Fascette, buongiorno, fascette e poche pugnette. Il delinquente, al fine che non danneggi, deve avere le fascette. Che cazzo di problema è questo? La prima cosa da fare è neutralizzare la persona violenta che la polizia sta fermando, punto. Dopo si chiarirà tutto il resto. Questi signori hanno commesso un reato, se ne vanno a casa, se ne vanno prima a fare un giretto in barca in Albania, non rompono i coglioni e tutto torna normale. Te visto come facile? Ma loro sanno che sarebbe così. Il problema sono quelli che difendono l'idea che anche il delinquente può fare quello che gli pare. Questi hanno un problema più grosso che prima o poi bisogna risolvere. Secondo, l'uomo è l'uomo, la donna è la donna, il papà è il papà, la mamma è la mamma. Poi c'è una minoranza, ma veramente esigua, perché io vorrei vedere i numeri, lasciate perdere le manifestazioni dove aderiscono chiunque, che comunque in primo luogo sono persone. Nessuno toglie loro i diritti che tutti devono avere. Non si devono inventare dei nuovi diritti che non c'entrano nulla con l'uomo, con l'umanesimo, e che non servono a niente nella vita se non a creare dei drammi anche a loro. Bisogna evitare soprattutto che si diffonda una culturame del genere verso le giovanissime generazioni che già vivono difficoltà e frustrazioni varie. Ciao. Eccoli, i veri editorialisti di Radio Libertà, i nostri ascoltatori. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, grazie a Simone in regia, ma augurandovi buona Santa Pasqua, io domani mattina ritorno alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.